La Pro Favara non va oltre il pareggio contro un Marineo concreto che riesce con merito a fermare la seconda forza del campionato di eccellenza Girone A. La squadra di mister Gaetano Catalano ha cercato di fare sua l'intera posta, ma si è dovuta arrendere davanti ai padroni di casa che hanno giocato una gara praticamente perfetta, con una difesa ben messa e un centrocampo che ha saputo impostare il gioco, offrendo agli avanti diverse occasioni da gol. Ed è stato proprio il Marineo ad andare in vantaggio al nono del primo tempo con Senè, costringendo la Pro Favara ad inseguire e a rincorrere il risultato, sbilanciandosi spesso in avanti e rischiando in qualche occasione di subire il raddoppio da parte dei padroni di casa. La Pro Favara riagguanta il risultato al 25esimo con Vizzini, servito dalla Piana. Il secondo tempo vede i ragazzi di mister Catalano proseguire la loro azione alla ricerca dei 3 punti. Ci provano Marino, La Piana e Ficarrotta, ma il portiere Passaro fa buona guardia e anche gli straordinari. Un punto che muove la classifica e permette alla Pro Favara, vista la sconfitta del Mazzara 46, di aumentare il distacco sulla terza e puntare direttamente alla fase nazionale dei play-off, evitando l'insidiosa fase regionale. Ma sentiamo le interviste a mister Catalano e a Luca Ficarrotta realizzate da Valentino Sucato. Credo che abbiamo disputato un'ottima partita sotto tutti i punti di vista, abbiamo giocato anche bene a calcio, abbiamo creato tanto, non l'abbiamo sfruttato, poi su un errore nostro abbiamo subito il gol. Potevamo subire anche il secondo, forse sul palo, però devo dire che la partita l'avevamo sempre in pugno, cioè nel senso nella gestione, sapevamo che era una partita difficile, è una squadra Marineo che si chiude dietro, abituata a fare questi campionati, lascia poco spazio e poi riparte, però devo dire che complessivamente l'abbiamo gestita abbastanza bene, non abbiamo sfruttato secondo me diverse occasioni avute, però alla fine il risultato penso che sia giusto per entrambi. Mister, 9 punti dalla Nissa, ormai campionato praticamente chiuso, per voi la favola non si chiude, anzi si spera e si pensa che potete fare bene. Cosa bisogna fare da questo momento in poi? Ma noi sapevamo già che il campionato era chiuso, non adesso, ma già anche prima della sosta, perché 7 punti recuperarli in 4 partite era molto difficile e così è stato. Noi, quello che dico ai ragazzi, noi dobbiamo cercare di finire il campionato nel migliore dei modi, cercare di evitare i playoff. Credo che ormai ci siamo quasi, perché la Mazzarese ha perso e quindi abbiamo conquistato, abbiamo recuperato, avuto un punto in più adesso in classifica, e poi nel mese di maggio prepararci per queste fasi finali che per noi sono importantissime. Siamo con Ficarotta, un Favara che ce l'ha messa tutta però non è riuscita a vincere, probabilmente qualche disattenzione nella costruzione del gioco, un po' di sfortuna, ma il Marineo è stato sicuramente, come sempre con le grandi, una grande. No, certo, il Marineo ha fatto la sua partita, noi altrettanto. Abbiamo avuto 2 settimane di sosta dove abbiamo caricato un po', perché è giusto così. Noi giochiamo per come abbiamo sempre giocato, per vincere. Ovviamente non tutte le partite le riesci a vincere, abbiamo fatto un buon punto, ce lo portiamo a casa e pensiamo alla prossima. Dove si è sbagliati? No, ma non si è sbagliato su niente, noi abbiamo costruito, abbiamo avuto le nostre occasioni, giustamente siamo anche un po' stanchi, quasi a fine campionato, dobbiamo rifiatare. Ti ripeto, noi ci portiamo un punto a casa che per noi è fondamentale e va bene così. E a questo punto 9 punti dalla Nissa. No, ma ormai il campionato si era già chiuso molto prima, giustamente a 7 punti non possiamo credere alle favole. Congratulazioni alla Nissa, noi andiamo avanti per la nostra strada, pensiamo solamente a finire questo campionato in buon modo e poi andiamo a fare i playoff nazionali.